Bomba dell'ultimo minuto. Il Napoli è alla ricerca di un importante rinforzo a centrocampo, ma deve affrontare sfide interne che potrebbero complicare la trattativa. Il club sta monitorando un giocatore di talento che ha brillato in Serie A per 2 anni, ma deve bilanciare le mosse per non mettere a rischio uno dei suoi promettenti attaccanti. Restate con me fino alla fine per scoprire tutti i dettagli di questo possibile ingaggio e il suo impatto sulla squadra partenopea. Prima, però, sappiate, lasciate il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessuna notizia sul nostro amato Napoli. E ora veniamo al dunque. Secondo quanto riportato dal giornalista Francesco Frattini, il Napoli sarebbe interessato a ingaggiare Lewis Ferguson, centrocampista scozzese di 24 anni che attualmente milita nel Bologna. Ferguson ha attirato l'attenzione per la sua versatilità e la sua costanza di rendimento in Serie A, che lo hanno reso da tempo un obiettivo dei partenopei. Tuttavia, il possibile arrivo dello scozzese solleva dubbi sul posto di Giacomo Raspadori in squadra. Raspadori, giovane talento italiano, gioca in posizioni simili all'attacco ed è considerato un giocatore chiave per il futuro del Napoli. La dirigenza deve valutare attentamente come bilanciare la rosa per massimizzare il potenziale di entrambi i giocatori senza compromettere lo sviluppo di Raspadori. La trattativa è ancora in fase iniziale e il Napoli sta cercando una soluzione che permetta di inserire Ferguson senza incidere negativamente sulla crescita di Raspadori. Lo staff tecnico sta studiando possibili aggiustamenti tattici e strategie per accogliere entrambi i giocatori, con l'obiettivo di rafforzare la squadra per le prossime competizioni. La decisione finale dipenderà da un'analisi dettagliata delle esigenze della squadra e delle opportunità di mercato. E ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi. Pensate che Lewis Ferguson sarebbe un buon acquisto per il centrocampo del Napoli? Come dovrebbe gestire il club l'integrazione di nuovi talenti senza compromettere lo sviluppo di giocatori promettenti come Giacomo Raspadori? Lascia il tuo commento qui sotto e partecipa a questa discussione che promette di movimentare il calciomercato nei prossimi giorni.